Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di eseguiti i titoli più importanti di questo pomeriggio. In apertura alla politica, con l'opposizione che si schiera unita con una mozione di sfiducia contro il presidente Schifani. Il governatore, affermano gli esponenti del Movimento 5 Stelle, PD e Controcorrente, è fuggito alle sue responsabilità dopo aver riportato indietro la Sicilia con 3 anni di scandali, mala gestione e spreco di risorse. In arrivo dopo il via libera della Commissione europea 47 milioni di euro per il piano di sviluppo dell'aeroporto Pio La Torre di Comiso in provincia di Ragusa, con focus sulla realizzazione dell'area cargo considerata un'infrastruttura strategica per il sistema logistico territoriale. La cronaca: si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del 49enne scomparso ieri mattina a Castelbuono, in provincia di Palermo, ritrovato morto in un casolare abbandonato in una località difficile da raggiungere. Gli inquirenti non escludono al momento alcune ipotesi. Ci spostiamo a Caltanissetta per la morte di una 23enne trovata senza vita in casa nel letto della sua stanza. Numerosi i dubbi sulle cause del decesso, motivo per cui il PM ha disposto l'autopsia. In chiusura le previsioni meteo per domani in Sicilia: si attendono cieli sereni a tratti parzialmente nuvolosi sull'intera regione, con temperature in linea con quelle degli ultimi giorni. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.